Mi serve però, prima di entrare nel merito della questione, provare a contestualizzare il ragionamento sui beni comuni. Vorrei provare a farlo dal punto di vista economico, nel senso che noi, diciamo in generale, sulla narrazione della crisi che viene data, noi viviamo evidentemente dentro una situazione di crisi conclamata, però questa ci viene raccontata fondamentalmente come una crisi che viene dalla crisi finanziaria del 2007-2008 e di cui noi subiamo le conseguenze. Una crisi che viene dalla finanza, una crisi che viene dagli Stati Uniti. Questa è la narrazione ufficiale. In realtà è probabile, quantomeno io scelgo questa opzione tra quelle che ho letto, che in realtà la crisi dentro cui noi viviamo è una crisi che viene direttamente dagli anni 70 e che è negli anni 70 che inizia davvero la crisi. E a partire da questo noi oggi, al contrario, ci troveremmo a valle di un processo in cui sono state consumate una serie di risposte alla crisi. Una serie di risposte alla crisi che hanno visto fallire fondamentalmente prima lo Stato e poi il mercato. Questo, a supporto di questo ragionamento vorrei portare due cose. Le tesi di un gruppo di una rivista tedesca che si chiama Kritis, che scrivevano negli anni 90, e in Italia hanno pubblicato un volume di Kritis che si titolava L'onore del lavoro, e in questo volume iniziamo con la seguente frase: il capitalismo sta finendo, qual è la dimostrazione del crollo dell'Unione Sovietica? Cioè il crollo dell'Unione Sovietica viene interpretato come l'inizio del crollo del capitalismo, nel senso che iniziava il crollo dal luogo in cui il capitale era più rigido, aveva un sistema di welfare più rigido, concedeva infatti di più al popolo, aveva una redistribuzione maggiore della ricchezza. In quel punto lì cominciava a crollare. Accanto a questo io ho trovato che abbia a che fare con questo un articolo scritto da Lanfranco, scovato su una rivista degli anni 90, Luogo Comune. L'articolo si intitolava Brezhnev in Calabria, in cui Lanfranco sostanzialmente sosteneva la tesi che al sud avevano avuto il socialismo, praticamente, cioè che al sud erano state radicate delle politiche di carattere più o meno socialiste e che non a caso il sud crolla prima, cioè la crisi arriva prima. Allora la diceva contemporanea, nel senso che la vedeva in vivo questa cosa, adesso noi la possiamo leggere dopo anni. E in questo articolo lui per esempio diceva: è come se in Italia si sia realizzato un socialismo regionale e che ben lungi dalla solita individuazione della zona tosco-emiliana come base rossa, questa macchina di socialismo reale sia stato il meridione. E proprio come all'est le macchine statali socialiste sono andate in crisi, la struttura statale del sud va a pezzi e con un clamoroso rovinio. E accompagnava questa frase con una considerazione su un fatto positivo, e cioè che l'unico posto al mondo con un livello di produttività operaia bassa come Articlisi fosse stato l'Alfa di Pomigliano d'Arco. Ora questa cosa qua perché mi serve? Perché secondo me se noi leggiamo le cose, la crisi da questo punto di vista, il ragionamento sui beni comuni possiamo farlo non cercando di individuare dentro la nostra società quali fare una nomenclatura dei beni comuni, ma pensare al comune e ai beni comuni come una soluzione, cioè come fallito lo Stato, fallito il mercato, come è possibile dare un futuro alla nostra società. Quindi io l'invito che faccio a me stesso e a tutti è considerare questo tema, che è quello dei beni comuni, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di chi pensa a queste cose, partendo dal fatto che queste cose possono essere non un astratto della nostra società, ma come il futuro della nostra società. Ovvio che lo si fa dentro un contesto che è, come dire, un campo nemico, per cui comunque sia
costruisci degli spazi dentro cui pratichi delle cose sia sul piano della riappropriazione sia sul piano istituzionale, però appunto visto in questi termini dinamici. Questo diciamo il primo passaggio. La seconda cosa che mi sembrava molto significativa era la questione che veniva posta nell'articolo di Mario Pezzella sulla questione della rivoluzione passiva, cioè del modo in cui una serie di termini e di espressioni vengono cambiare di senso e recuperare dal lato del potere. Da questo punto di vista si parla molto da De Port, però De Port non deve lasciare e effettivamente, per esempio, dal nostro punto di vista, se pensiamo all'utilizzo che l'Istituto Personale ha fatto dell'espressione bene comune, noi capiamo che quasi non lo possiamo più usare questo termine. Cioè nel momento in cui il PD utilizza bene comune per lanciare le primarie, corriamo il rischio di non poterlo più utilizzare, però noi non possiamo scegliere questa strada, cioè non possiamo scegliere la strada di cambiare sempre termini perché quelli che cominciamo a utilizzare ci catturano e ne diventiamo, come dire, prigionieri. E quindi abbiamo la necessità, questi termini, di dettagliarli per non concederli di più. E allora io credo che sia necessario definirli questi temi comuni, definirne le caratteristiche. E da questo punto di vista mi dispiace che non ci sia Ugo Mazzei, però avremo modo di parlarne più tardi questa sera, però per esempio lui identifica, crea un nesso molto stretto tra i beni comuni e il conflitto, cosa che secondo me c'è, che però secondo me non è sempre così. E per esempio lui sposa una espressione che io non condivido. L'espressione è quella utilizzata dalla FIOM durante la battaglia per il contratto, quando la FIOM utilizza l'espressione lavoro per il comune. Allora io non credo che in una società, in una fabbrica, con un padrone, ci possa essere un lavoro che è un bene comune. Perché come le dico io, secondo me la caratteristica minima del comune è che non sia proprietario e che non sia produttore di profitto, per cui la battaglia per il contratto che faceva la FIOM era una difesa di diritti, una battaglia sul salario per la restituzione della ricchezza, eccetera, però secondo me quel lavoro lì, anche adesso, diciamo così, se anche la piattaforma della FIOM fosse stata talmente vincente e tutti i punti della piattaforma fossero stati ottenuti e firmati nel contratto, quel lavoro operario comunque non sarebbe stato comune, perché sarebbe stato comunque a disposizione del padrone e comunque su quel lavoro ci sarebbe stata un'estrazione di profitto. Quindi io credo che su questa cosa qua bisognerebbe, diciamo così, insistere. E anche su alcune questioni specifiche, per esempio la questione del teatro. Noi a Messina abbiamo avuto il teatro Spinelli, teatro bene comune. Ora io credo che questa cosa un po' viene dal lavoro che faccio come bibliotecario. Se andiamo in uno schedario di una biblioteca e cerchiamo per esempio le notizie sul cinema, queste vengono divise. Se cerchiamo i film, li cerchiamo sotto film. Se cerchiamo le notizie che riguardano la tecnica cinematografica, le troviamo sotto cinematografia. Se cerchiamo le notizie invece che riguardano il cinema come arte, le troviamo sotto cinematografo. Ora io credo che la stessa, in qualche modo la stessa declaratoria vada fatta anche sulla questione dei beni comuni. Io credo, per esempio, che il teatro, come storia dell'arte teatro, è un bene comune. Ma un teatro non è necessariamente un bene comune. La salute è un bene comune, ma un ospedale non voglio discutere che sia un bene comune. Se io occupo un teatro e in questo teatro ospito un cantante che ha un contratto con un produttore, se questo viene a suonare nel mio teatro e lo fa, come dire, alle mie condizioni, quell'arte lì è un bene comune. In tutto il resto
quell'arte lì non sarà un bene comune perché sarà sotto contratto e corrisponderà a tutta una serie di requisiti. Il teatro, secondo me, può essere considerato un luogo comune, che secondo me è un'altra cosa, e cioè un luogo in cui intervengono vari soggetti e sono soggetti che possono mettersi d'accordo affinché tutto ciò che avviene dentro quel teatro abbia le caratteristiche del comune. E non sono esattamente, secondo me, la stessa cosa. Un'altra questione che secondo me a me pare fondamentale è questa. È vero che non necessariamente il bene comune si dà come l'occasione del conflitto, come viceversa l'occasione del conflitto diventa bene comune. Però oggi non si dà comune senza conflitto e di più, oggi c'è una necessità che è dell'atto illegale fondamentale per praticare il comune, nel senso che ci sono ormai tutta una serie di vincoli anche al pubblico tali per cui da dentro il pubblico si rimane